non sono Un'altra studente. stablata di ramanta memoria di Bonpagiolo, si vuole di qui accampato famoso guida Don Giuseppe Giansilli, era il nome, detto Bonpagiolo, gli studioni di 25 di luglio 2003, i sobaisani rendono onore alla sua memoria e all'arte di Giudiame risponde. Allora io sapevo che Bonpagiolo era veramente uno dei buoi di corsi che non c'era mica che erano parecchi perché per poesia ci avesse a minimo lui e se tu di stesso livello. Dunque dopo vi sarà di una strovata che l'ha fatto migliaia e migliaia, belle poesie in un, perché scrive poesia, i serenati soprattutto e praticava assai la maestria di Udiame risponde. Dunque c'era Elo, c'era Minigale, erano parecchi in poesia. Du questo caffè qui non era mica fatto in questa maniera, ma parecchie volte a missione o a sera, a gente di un paese, qui i pastori, quando c'era assai i pastori, tutto il mondo impoesava e il mondo si faceva viaggiare a giocare a missione, perché è un gioco che gli Udiame risponde. Allora, per esempio, la notorietà di Bonpagiolo si è fatta soprattutto in fiera di Niolo, perché chi costino c'erano a Racche, dove ragionavano a sera e cantavano. E anche un poeta Orezinco aveva risposto così: se tu sei orso l'orezza di Niolo solo unione, dove tu metti la bezza ci torna a farlo davone, passerei l'udo tempo sempre in riparazione. E questa di sicuro allora, una famosa strovata di Bonpagiolo diceva così: se tu sei orso l'orezza di Niolo solo lione, dove tu metti la bezza ci torna a farlo davone, passerei l'udo tempo sempre in riparazione. Questa era l'arte di Udiame rispondi. In generale si piglia un soggetto, a foresta, una persona, un matrimonio, un fatto di storia, e ci appartiene a questo soggetto gusti e sempre sta nella poesia. Si lavorava soprattutto sei belli, a prima anche a seconda, si voleva a prima anche a terza, seconda, anche a quarta e poi ultima insieme. In generale era piuttosto su genere gusti che era scelto, ma certe volte pigliavano certe libertà. E poi quando il canto si infiorava c'era soprattutto un disprezzo, si stuzzicavano in poesia, uno stuzzicava l'altro di maniera che lo ci sia sempre questa passione di un canto e sotto i sciacamani di gente che stavano a sangue. Allora va a cambiare completamente di soggetto, ma alzi di appena, non si è un paese più alto